L'appello per conto della famiglia c'è, rimuovete tutti questi video ed evitate che vengano diffusi. Questo perché costituisce un gravissimo reato diffonderlo e detenerlo, sia dal punto di vista giuridico, però è una cosa gravissima anche dal punto di vista morale, perché ricordiamo che le riprese riguardano una ragazzina di 13 anni. Chi è in possesso di quei video li cancelli. L'appello della famiglia della tredicenne ripresa in atteggiamenti sessuali con 3 ragazzini poco più grandi, affidato al loro avvocato, è rivolta a migliaia di persone. Tutti quelli che, volenti o nolenti, giovani o meno giovani, sono entrati in possesso di quei 3 filmati girati con il cellulare dal trio di adolescenti ora indagati per violenza sessuale e pornografia minorile. Intanto lei, la tredicenne, che da un mese lotta per affrontare l'intera vicenda, si è dimostrata risoluta. Su WhatsApp, oltre ai suoi video, giravano i commenti dei compagni che a scuola, dopo quanto successo, non la volevano più. Supportata da degli esperti dell'Istituto Veneto di Terapia Familiare, ha deciso di non darla vinta a chiacchiere, risolini e al disprezzo. Ha deciso di affrontare e di non scappare consapevolmente, anche perché sa che questa cosa ha avuto una diffusione tale che tutte le scuole, gli studenti di tutta la provincia e dintorni sono a conoscenza di questo e quindi non cambierebbe nulla, primo. E secondo, lei dice: ho fatto un buon percorso qui alla scuola, voglio portarlo a compimento. Ha invece cambiato istituto un compagno delle medie che era coinvolto nella vicenda. Il lavoro da fare ora, spiegano gli esperti, non è solo sulla ragazzina e sulla sua famiglia, ma su tutto il contesto sociale che coinvolge la giovane, quindi includendo i compagni di scuola, i genitori e gli insegnanti. Su questo ho avuto anche la disponibilità da parte dell'Ordine degli Psicologi di mettersi a disposizione delle istituzioni per costruire dei percorsi ad hoc qualora la scuola, in particolar modo, ne voglia cogliere l'opportunità.